Veneto si sta dando da fare, tanto è vero che abbiamo chiuso molti accordi per collegamenti ferroviari. Oggi presenteremo peraltro l'Hypertransfer, quindi questo treno super veloce, il treno più veloce del mondo. E dall'altro c'è da dire che è fondamentale investire nell'intermodalità. Basti pensare che i dati di Verona, dell'Interporto di Verona, ci dicono che ci sono 16.000 treni all'anno e dà vita a circa 7.000 mezzi pesanti al giorno. Questo dà una dimensione di quanto pesino i trasporti. Noi abbiamo una viabilità sui nostri 10.000 km che ha dei coefficienti di saturazione che vanno dal 30 fino al 70% in alcune parti dell'anno e della giornata. Qui dei 4 corridoi TEN-T ne abbiamo 3, e quindi i corridoi europei. Abbiamo 10.000 km di strade, abbiamo dei punti che noi definiamo core, che sono il porto, l'aeroporto e poi 2 grandi interporti che sono Verona e Padova. Considerate che Verona, do il dato di Verona, fa 16.000 treni all'anno e 7.000 veicoli pesanti al giorno. Direi che qui ci sono tutte le componenti per dire che noi siamo l'ombelico del mondo per la logistica.